Bentrovati amici, oggi conosceremo una bellissima famiglia, con noi c'è anche padre Aristide e come sempre padre Salvatore Bucolo. Abbiamo intitolato questa nostra trasmissione La disabilità, una risorsa per tutti. Adesso capiremo anche il perché. Intanto, come al solito, come spesso accade, iniziamo con un video che i nostri ragazzi hanno preparato per voi. Ehi, ciao, puoi parlare? Non puoi parlare? No. Mi senti? Con l'orecchio no. Ah, col cuore sì. Grazie, avevo proprio bisogno di un abbraccio. Mi hai ascoltato più tu che tanti che fingono di sentirti. Grazie. Ecco, questo era il video che hanno preparato per noi ragazzi che sempre, come dire, ci accompagnano in questo percorso, di questo ciclo di trasmissioni di Parliamone. Ma vi parlavo di una famiglia che fra pochissimo conosceremo, ascolteremo. Si tratta di Marco, Giulia e Monica, che è la loro figlia. Bentrovati, grazie per essere qui. Dobbiamo subito dire che Monica, perché parliamo di disabilità, perché Monica è affetta dallo spettro autistico, ma è una bambina che canta benissimo, che si è inserita molto bene in chiesa. Ciao Monica, ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao Monica. Ciao, grazie per essere qui con noi. Padre Aristide, allora, tu sei il responsabile dell'ufficio, ma voi amate dire servizio della pastorale per le persone con disabilità. Intanto, come è iniziata la tua vocazione e soprattutto com'è che ti sei interessato a questo particolare ambito della Chiesa, del servizio che si può trovare in Chiesa? La mia vocazione è nata nell'ambito del servizio con le suore di Madre Teresa di Calcutta, più di 30 anni fa. Da lì poi, quando ho iniziato il percorso di discernimento vocazionale, ho avuto la gioia di conoscere Don Oreste Benzi. E quindi cominciare con lui, mentre percorrevo il mio percorso di formazione presso il seminario di Catania, anche un percorso di formazione e di conoscenza della vocazione della comunità Papa Giovanni XXIII. Ordinato sacerdote, poi ho chiesto al Vescovo di poter approfondire il percorso nella comunità e poi sono diventato membro anche, quindi sacerdote diocesano e membro della comunità Papa Giovanni XXIII. E con Don Oreste Benzi ho iniziato. Perché dici i disabili sono una risorsa per la Chiesa? Intanto è bene iniziare a dire le persone con disabilità, esatto, e non i disabili. Mi piace perché molto. Questa è proprio la prima vocazione del nostro servizio, mettere al centro non la disabilità ma la persona. Quindi le persone con disabilità, come ogni persona, sono una ricchezza e una risorsa. Il servizio che è nato dal cuore, dal ministero pastorale petrino di Papa Francesco. Esatto, è stata una suora che ha sollecitato il Papa. Papa Francesco ha chiesto a Suor Veronica Donatello, che è il direttore del servizio pastorale nazionale CEI, e che quindi coordina tutti i servizi diocesani esistenti qui in Italia, ha ricevuto da Papa Francesco questo mandato. È nato da un'occasione di un incontro con Papa Francesco, era presente Suor Veronica e c'erano tante persone con disabilità. E Papa Francesco ha chiesto qual è il dono che chiedete alla Chiesa, e Suor Veronica ha chiesto che tutte le persone con disabilità possono essere protagoniste nella vita della Chiesa. Come Monica. Come Monica. Ecco, cosa fa Monica di bello nella vostra Chiesa? Monica ha un dono speciale che è quello del canto. Vero Monica? Ecco, ed è anche molto divertente. Prego. Le piace ballare, cantare, teatro, tutte le attività artistiche, diciamo. Da Padre Aristide, ogni tanto Padre Aristide organizza qualche evento in cui possiamo partecipare anche con l'associazione Leale di Ele, che è un'associazione di neurodiversità che facciamo la parte. Sì, ci ha fatto conoscere
abbiamo conosciuto Padre Risi attraverso questa associazione e così abbiamo iniziato a frequentare la sua chiesa, la sua comunità. E Monica diciamo sì. E ci sono sì, diversi spettacoli già organizzati anche. Un attimino che stiamo diversi sentendo incontri. proprio Monica cantare in chiesa, vediamo se riusciamo a sentire qualche frase. Eccola, l'abbiamo sentita in un momento di preghiera in chiesa. Qui dicevate, Monica ama cantare e quindi conoscendo Padre Aristide vi siete inseriti. Qua, Monica canta una canzone, diciamo, di Gesù che ha sviluppato poco a poco questo interesse verso la spiritualità, diciamo, verso la religione. E così anche si può dire che ha avvicinato noi alla Chiesa di più, perché noi prima non frequentavamo una Cioè parrocchia. non è stata Monica cioè non siamo stati noi a spingere Monica verso la Chiesa, e più che altro il contrario è successo. Sì, è successo proprio al contrario. Cioè Padre Risi dice sempre che la spiritualità di questi bambini è diversa, per me forse è più spontanea, più genuina, più naturale. E quindi e poi proprio in questo periodo in cui Monica sviluppava questo interesse religioso, noi abbiamo incontrato Padre Aristide. Quindi può essere una coincidenza, però alcuni magari la chiameranno c'è un cammino che è stato scritto per noi. Certo. E così abbiamo iniziato anche questo percorso verso la comunione con Monica. Padre Bucolo, bellissima questa esperienza della famiglia che stiamo sentendo. Si tratta di Marco, Giulia, Aloisia e della figlia Monica. Quindi è stata la bambina a portare i genitori in chiesa, una bambina che ama cantare le canzoni di Gesù e quindi vediamo la piena, in questo caso, soggettività di Monica. C'è una ragazzina che con la sua disabilità fa cose straordinarie ed è colei che addirittura diventa fonte di spiritualità per la famiglia. Quindi questo smonta, secondo me, un modo di pensare le problematiche o la situazione di alcune persone, di alcune famiglie. In questo momento vedo Monica che è al centro, ma un centro di bellezza, di gioia, di festa, che trasmette da tutti i pori e posso dire è lei che evangelizza. Vederla cantare lì e vedere tutta quella gente attorno a lei, vedo, mamma mia, ma quanto la Chiesa ha da imparare da queste realtà, ed è una realtà molto concreta. Quindi io credo che è un campo nuovo, un campo da esplorare, ma soprattutto da accogliere e ascoltare. Ed è bellissimo il servizio che Padre Aristide fa, e vedo giustamente un filo conduttore dalle suore di Madre di Calcutta a Don Oreste Benzi, a questo servizio, che è un servizio rivoluzionario, perché io mi accorgo, sono prete ora da 27 anni, in genere quando soprattutto al catechismo si presentavano bambine con queste situazioni, in realtà si veniva visto come un problema, come un qualcosa da affrontare con difficoltà, quando invece vedo che qui è una risorsa. Potrei dire così, il problema non sono loro, il problema siamo noi, che non siamo in grado di accogliere, ma soprattutto di andare oltre. Qui non si tratta di accogliere, ma di imparare un nuovo modo di interagire con l'umanità così come si presenta. Un'umanità che è sempre diversa. Padre Aristide, allora Monica come si è inserita? Come è successo tutto? Monica si è inserita, siamo partiti dal suo talento. Ecco. Che questo è il consiglio che io do sempre quando catechisti, i parroci, ma soprattutto i catechisti spesso mi chiedono: ma come possiamo noi entrare in relazione, aiutare, trovare la chiave di accesso per entrare in relazione con i bambini con autismo o bambini con disabilità che si presentano in parrocchia per la catechesi? Il primo approccio è partire dai genitori, dalla coppia, e partire dal talento dei bambini, cioè ciò che amano i bambini, perché soprattutto ogni bambino, ma in modo speciale
i bambini con disabilità, così come le persone con disabilità, hanno dei talenti particolari che diventano il punto di forza. Partendo da quel punto di forza si instaura la relazione, dalla relazione l'annuncio. Ecco, Marco, Giulia, e se noi chiedessimo in questo momento a Monica di accennarci una canzoncina, ecco, sarebbe disponibile? Monica, parlo proprio con te. Sì. Sì? Allora ci fai felici. Sì. E che canzone vuoi cantare? Gesù che E sta. cantiamo. Allora, sentiamo accennalo, non te la faremo cantare tutta perché... Vergogna. No? Sì. Facciamo 1, 2, 3. Gesù che sta. Gesù che sta passando proprio qui. Gesù che sta passando proprio qui. E quando passa tutto si trasforma, via la tristezza, viene l'allegria. E quando passa tutto si trasforma, viene l'allegria, meglio cuore netto cuore. Bravissima! Grazie, bravissima, applausi anche da parte nostra. Quindi Monica, quando tu canti in chiesa, in momenti di preghiera, come dire, il tuo cuore è felice, cosa provi quando puoi appunto cantare? Sei felice con Padre Se Riside? sei felice, No, aspetta. non si può. Vuoi bene a Padre Riside, Ah. Monica? Sì. Ma sei sei felice? felice quando canti? Se sei felice. Felice? Certo. Felice sì? Sì. Sì. Bravo. Sì. Se sei. Bene, Se vuoi grazie, fare- grazie sì. Monica. Sentiamo un pezzetto. Sì, va bene, grazie. Vuole cantare Allora, ancora? rimani Se sempre sei qui con... felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se Quindi sei ne sa felice, tantissime tu lo Monica sai, di le canzoncine, le impara facilmente. Sì, e da lì poi si parte con la catechesi. La cosa bella è che noi cerchiamo, è un'intuizione vincente in questo momento che stiamo vivendo già da 2 anni nel nostro percorso, che noi nella catechesi coinvolgiamo direttamente le famiglie e i genitori. Anche Marco e Giulia sono con Monica, questo li rassicura, crea comunità anche fra gli altri genitori e si riesce a instaurare un clima non solo molto sereno ma anche molto fruttuoso per la catechesi. E quindi qua si ritorna a quello che dicevamo poco fa, che le famiglie coinvolte, grazie a una problematica, a una situazione che vivono in famiglia, in questo caso un figlio con una disabilità, stiamo parlando con Monica, Esatto. abbiamo parlato dello spettro autistico e sappiamo che gli autistici sono di diverso grado, Chiaro. sappiamo che sono, ecco, Monica parla, canta, ce ne sono altri che invece hanno altre qualità, altre caratteristiche, ma anche loro possono essere sono una risorsa E per ci la sono Chiesa anche tanti altri in tipi base ai loro di talenti. persone con disabilità. Poi c'è la Perché il disabilità servizio fisica, è- sì, quella già ci porta alle Sì. barriere architettoniche che anche in sì, Chiesa si ma c'è devono... anche quella più nascosta e quella su cui ancora siamo ai primi passi dal punto di vista di inclusione, la disabilità di tipo psichico. Ecco. Perché lì sono le persone che spesso sono le più emarginate, dove le famiglie fanno fatica anche a gestirli, a creare attorno a loro una situazione di comfort di relazione e spesso non ci sono affatto nella nostra comunità ecclesiale. Una cosa che dice spesso Suor Veronica è che noi Chiesa dobbiamo chiederci ad ogni celebrazione se tutta la comunità è presente, se in una comunità parrocchiale non c'è nessuna persona con disabilità, non è perché in quel territorio parrocchiale, in quel contesto non ci sono persone con disabilità, ma forse perché nessuno è andato a cercarle. E lì allora si inserisce la vocazione del servizio pastorale, dare gli strumenti culturali, ma anche importanti perché possiamo andare intanto a incontrare
e a rendere veramente ricca e viva la mensa eucaristica, tutti insieme intorno alla sua mensa, ma tutti, nessuno escluso. Certo. Questo è il punto da cui è partito Papa Francesco istituendo questo servizio. Bene, ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo a parlare con Monica, Giulia e Marco. A tra poco. Eccoci, stiamo conoscendo e stiamo dialogando con una famiglia. Si tratta di Marco e Giulia, marito e moglie, e la loro figlia la loro figlia Monica. Sono collegati con noi, abbiamo già sentito Monica cantare, una ragazzina che ha lo spettro autistico, ma è una risorsa per la Chiesa. Ce lo sta spiegando proprio padre Aristide, che è qui in studio con noi e che è il responsabile della pastorale delle persone con disabilità. E con noi c'è anche padre Salvatore Bucolo. Mi rivolgo ancora una volta a Marco e Giulia. Ecco, qual è il dono che vi fa quotidianamente vostra figlia? C'è stato anche il dono della fede per certi versi, perché ci avete detto che è lei che vi ha portato in chiesa. Sì, infatti il dono della fede si può dire perché ripeto che noi non frequentavamo nessuna parrocchia prima, eravamo diciamo credenti però a casa senza andare in chiesa, non sentivamo il bisogno di andarci. Ora invece con Monica è tutto cambiato e abbiamo incontrato tante altre persone e ci ha cambiato la vita e adesso noi anche incontrato Caterina Tripe che è la fondatrice dell'associazione di ALTL e con lei abbiamo fatto tante avventure come spettacoli, siamo saliti sul palco e poi anche abbiamo fatto la parte del gruppo teatrale di Milizia dell'Immacolata. Sì, abbiamo cominciato un po' a recitare che le cose che non potevo mai immaginare prima. Quindi, e tutto grazie a Monica. Diciamo. Esatto, Monica, diciamo che attraverso Monica avete scoperto tutto un mondo e siete in relazioni con altre famiglie che, come dire, insieme vi aiutate a vicenda, ma vivete delle esperienze più che vi aiutate, perché come appunto sostiene l'associazione Leali di Ele, le persone con disabilità non devono essere incluse, fanno parte della società e quindi vivono nella nostra società. E un po' lo stava spiegando anche padre Aristide. Se in chiesa, una comunità, non ci sono persone con disabilità, significa che la chiesa in quel momento non sta realmente in quel quartiere, in quella diocesi, veramente accogliendo tutti. Perché spesso, soprattutto in passato, le persone con disabilità venivano considerate le persone da mettere in un cantuccio, sì. Ma questo partiva anche dalla famiglia. Quando si ritrovava ad avere un bambino, una bambina con delle difficoltà o motorie o di apprendimento o autistiche, eccetera, la consideravano come una bambina, un bambino sul quale non investire perché purtroppo non c'era secondo loro niente da fare. Per fortuna questa cultura possiamo dire che è stata scardinata o ancora c'è qualche residuo di famiglie che ancora vivono così mentre in famiglie, stiamo ma anche in una certa mentalità ecclesiale, perché per esempio noi come servizio cerchiamo anche di aprire ad una mentalità nuova nei confronti delle persone con disabilità che non vanno attenzionate solo nella fascia di età dell'iniziazione cristiana, perché sinora si è fatto un passo avanti nel cercare di capire come accogliere, come coinvolgere, come includere pienamente i bambini con disabilità e le loro famiglie che chiedono che i loro figli ricevano i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ma ci si ferma ancora a quel punto. La persona con disabilità va accompagnata in tutto l'arco della vita e scoprire come ogni persona con disabilità, i giovani, gli adulti con disabilità, hanno una vocazione, una spiritualità da coltivare. Uno dei punti importanti che noi cerchiamo
di coltivare come servizio pastorale, far sì che proprio dare la possibilità di sviluppare, crescere, far accrescere la spiritualità delle persone con disabilità, che hanno una spiritualità straordinaria, che si esprime con modalità diverse da quelle a cui noi siamo abituati, ma c'è. La spiritualità non conosce disabilità. E questo è un punto su cui noi cerchiamo di lavorare molto. E lo facciamo attraverso l'arte, lo spettacolo, perché abbiamo iniziato l'anno scorso a girare gli oratori, e ora lo faremo anche con le parrocchie che ci inviteranno. Portiamo un piccolo spettacolo inclusivo dove veicoliamo il messaggio dell'inclusività e della spiritualità che va accompagnata e accresciuta attraverso la musica, la danza, la recitazione, il canto, per far sì attraverso l'arte di veicolare il messaggio dell'inclusione. Padre Salvatore Bucolo, siamo tutti figli di Dio e quindi, come dice Padre Aristide, la spiritualità è di tutti, quindi non ci sono barriere per il Signore, non ci sono ostacoli. Ma assolutamente, io da questa puntata, volendo anche fare un po' sintesi, mi porto 3 perle preziose, le vorrei consegnare a tutti i telespettatori e ringrazio Aristide, ringrazio Marco, Giulia e Monica, perché ci stanno insegnando 3 cose che sono inedite. La prima, tutti abbiamo talenti, quindi non c'è una sola persona, perché in genere si pensa che chi ha disabilità ha meno o non ha talenti. Tutti, a maggior ragione, una persona con delle situazioni particolari ha dei talenti straordinari. La seconda cosa importante è che tutti abbiamo una spiritualità e c'è una spiritualità propria anche di chi vive questa situazione, quando in genere si pensa che siccome una persona ha questa difficoltà, di cosa gli vado a parlare di Cristo, che c'entra con la fede, ma manco per idea, ha una sua spiritualità. La terza cosa che appena ha detto Padre Aristide, che questa spiritualità e questo loro pieno coinvolgimento si manifesta attraverso l'arte, perché l'arte, la bellezza, è il linguaggio universale dell'umanità, che supera ogni logica. Quindi io credo che queste 3 perle preziose diventano un punto di riferimento per far sì che avvenga questa rivoluzione culturale. Giustamente Padre Aristide dice, sì, si è fatto un passo avanti, già c'è un ufficio, già c'è qualcosa, ma ancora, sia da parte delle famiglie, è vero, ma molto più, ahimè, da parte della Chiesa, ancora c'è tanto lavoro da fare. Quindi io l'augurio che faccio è in questo anche a livello diocesano, stiamo cercando tra pastorale familiare e pastorale delle persone con disabili di incontrarci, di pensare insieme come concretamente, in questo caso nella diocesi di Catania, poter far sì che si possa fare un servizio profetico e arrivare in modo capillare in tutto il territorio diocesano. Quindi comprendo bene che qui le alleanze, il pensare insieme, il discernimento, posso usare un termine sinodale, diventa fondamentale. Di questo io ringrazio Padre Aristide, perché la sua presenza qui diventa un motivo di ripensare, di vedere c'è qualcosa di nuovo che nella Chiesa pian piano sta fermentando. Eh sì, allora io concluderei proprio con Marco, Giulia e Monica per diciamo dei saluti finali. Allora, volete dire qualcosa? Magari poi facciamo esibire ancora un po' Monica, perché vedo che si diverte tantissimo a regalarci momenti di canzoni, di preghiera. Monica, cosa ci vuoi cantare in chiusura? Raccontarvi un episodio che è successo tanti anni fa. Sì. Quando Monica era piccola, quindi aveva circa 2-3 anni, quindi quel periodo quando noi abbiamo capito che Monica era una bambina autistica, e sono stati certi momenti molto complessi, molto difficili per noi. Certo. Però un giorno ricordo parlai con un nostro caro amico e lui ci disse, quindi raccontammo che Monica era quindi diversa, era una bambina autistica, però lui ci disse così spontaneamente, dice, capirete che è stato un miracolo.
E questo, cioè, questo forse lo ricordo ancora, ma in quel momento non mi era chiaro, non c'era chiaro. Poi col passare degli anni c'è questo miracolo, diciamo, lo viviamo e quindi lo comprendiamo meglio, con tutte le sue difficoltà, però ci andiamo avanti, ecco, ci rende a volte anche molto felici, Certo. più completi probabilmente. Bene, io penso che non c'è altro da aggiungere. Padre Aristide, vuoi aggiungere qualcosa a questa? Perché è un'affermazione molto forte. Quando la bambina aveva 3 anni, qualcuno gli ha detto: guarda, ti renderai conto miracolo. che invece è un miracolo, è un dono più Il che... miracolo che sperimentiamo noi come comunità, ma anche come servizio, che sperimenta ogni parrocchia, che si rende disponibile, accogliente nei confronti delle persone con disabilità, è che se tu accogli una persona con disabilità, accogli tutti, perché rendere accessibile non solo evitando le barriere architettoniche, ma soprattutto abbattendo le barriere culturali, E del cuore. rende una comunità parrocchiale aperta ad ogni persona. Grazie Padre Aristide, grazie Padre Salvatore Bucolo e grazie anche a voi, a questa bellissima famiglia. Marco, Giulia, Monica, ciao. Ciao! Ciao! Ciao, ciao. Ciao. E allora, Grazie. grazie veramente a voi. Si conclude qui questa nostra trasmissione. Grazie per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, alla prossima.